Ben ritrovati dalla redazione. Condizioni igienico-sanitarie e assistenziali carenti con gli anziani ospiti costretti a sopravvivere in ambienti con temperature elevate, visto che nell'appartamento non c'era neppure un minimo di aria condizionata. Per questi motivi il Dipartimento di Prevenzione di Asuggi ha sospeso l'autorizzazione ad operare alla residenza polifunzionale Flora di Via del Lavatoio a Trieste, una struttura privata che fa capo alla famiglia Saliasi, presente in città anche con altre residenze per anziani. La casa di riposo dove negli ultimi giorni risiedevano 13 anziani è stata chiusa e le persone sono state trasferite in altre strutture. I numeri di una immigrazione regolare potranno essere utili ma non sufficienti per sopperire alla carenza di personale in Italia e Friuli Venezia Giulia. I dati ci raccontano questo, lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga, a margine di un incontro a Trieste dedicato al piano Agenda FVG Manifattura 2030. Secondo Federiga noi dovremmo essere in grado di sfruttare anche quel pericolo che oggi qualcuno intravede con le nuove tecnologie, si pensa all'intelligenza artificiale come opportunità. Favorire i processi di aggregazione e crescita dimensionale delle imprese, agevolare il percorso di crescita delle imprese sui mercati internazionali, consentire la transizione digitale del tessuto economico produttivo del Friuli Venezia Giulia e l'applicazione di tecnologia e di intelligenza artificiale. Ancora, promuovere la transizione energetica e sostenibile delle imprese manifatturiere del Friuli Venezia Giulia, intervenire strutturalmente su upskill, reskill e attrazione di forze lavoro qualificate in regione. Sono alcuni ambiti prioritari di intervento emersi dalle analisi del sistema manifatturiero regionale e dall'ascolto degli stakeholder chiave del Friuli Venezia Giulia. Ancora da Trieste sosterrà al Molo Quarto fino a lunedì 22 luglio la nave scuola Palinuro approdata nel Golfo di Trieste. Affascinati dalla sua eleganza e dalla sua storia, decine di triestini turisti hanno già approfittato della possibilità di visitarla. Fino ad oggi le porte della nave si aprono ai visitatori dalle 16 alle 20, domani sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20, mentre domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in genere poco nuvoloso, dal pomeriggio probabili temporali sulla zona montana che poi in serata e nella notte si estenderanno a tutta la regione. Qualche temporale potrebbe essere anche forte. Al mattino Borino sulla costa, poi brezze e in serata su pianura e costa, vento sostenuto da nord o nord-est e continuerà ad essere caldo. Temperature minime in pianura fra 21 e 24, le massime fra 33 e 36 gradi, sulla costa minime fra 25 e 28, le massime fra 31 e 34 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.